Vi presento Ganesha, generato dal fango, decapitato dal padre, il celebre dio dalla testa d'elefante. Quando per furbizia diventa signore di tutti i viventi, con quelle grandi orecchie ascolta le domande degli uomini che si inginocchiano a lui, abbatte con la sua ascia gli ostacoli dei più devoti e porta la fortuna a coloro che la sanno attendere. Si può parlare di intercultura in Veneto? Noi crediamo di sì. Padova è uno dei principali centri della cristianità italiana, ma qui il multiculturalismo è di casa. Cosa l'ha colpita maggiormente di questo paese che è caratterizzato da forti contrasti e contraddizioni? Ma senz'altro la spiritualità che è intrinseca nella vita, diciamo, nella vita quotidiana degli indiani, e poi ovviamente anche i colori. Io sono un amante dei colori, perciò i colori sono il cardine di queste foto. Questa foto che ho alle spalle rappresenta la purificazione dei peccati del defunto, cioè i defunti vengono messi con i piedi, diciamo, sull'acqua del fiume sacro e lì si purificano dei peccati. Da questo momento in poi il defunto viene messo in una pira di legna, dopodiché il defunto viene, diciamo, una volta reso in cenere, trasformato in cenere, le ceneri vengono sparse nel fiume sacro. Gli induisti, credendo nella reincarnazione, nel samsara, pensano che una volta sparse le ceneri nel fiume Gange si possa raggiungere la liberazione, cioè il moksha. Qui siamo, diciamo, nei ghat della cremazione a Varanasi, l'antica Benares appunto. Questa è una foto scattata all'alba, 5 e mezza del mattino, dove si può vedere tutti i vari fuochi dove appunto purtroppo sono, diciamo, i defunti che sono appunto messi per fare i vari rituali. Però dico che un fotografo deve andare oltre, diciamo, per poter documentare, quindi siamo arrivati, altrimenti non potremmo avere queste immagini se non si facesse un salto di livello, se si lasciasse, diciamo, prendere, coinvolgere dalle emozioni. Di Ganesha a Padova non si sente parlare molto, ma guardando nelle strade, tra i 1000 colori di questa città, si sentono i profumi dell'India, della tradizione e della spiritualità. Pare quasi che Ganesha conosca anche il nostro mondo, oda le nostre richieste e si nasconda nei dettagli di un Veneto che non conoscevamo. Namaste, QDPnews.it.